Registrazione Mattias, dillo alle pietre. A Udine, in piazza San Giacomo. Un ricordo molto bello legato a questo giardino, poiché comunque venivo qui molte volte da bambino, giocavo a calcio con i miei amici del tempo e allo stesso tempo cercavamo di adoperare tutti quegli strumenti che potevano essere rami, pietre, eccetera, per creare anche qualcosa di alternativo. Quindi da lì, piano piano, forse anche dal punto di vista inconscio, è nato un processo che ci ha spinto piano piano anche a trovare anche strade alternative che poi ci hanno portato anche a percorrere sentieri artistici. Diciamo che al di là delle mie attività sportive che mi hanno accompagnato durante l'infanzia, ho avuto modo anche di approfondire e avvicinarmi a quello che è il sentiero artistico che poi mi ha condotto gradualmente a fare anche poesie sui muri, quindi diciamo che questa zona, tutto il Parco Cairoli, anche l'Ostellini e il Piazza Primo Maggio mi hanno permesso di crescere anche dal punto di vista artistico. Io ho cominciato con le prime poesie scritte sui muri più o meno 10 anni fa, ho continuato e ora sto cercando di percorrere mano a mano sentieri alternativi che mi porteranno, spero, anche all'organizzazione di eventi culturali come questo di alle Pietre. Secondo step Mattias. Dillo alle Pietre è un'iniziativa che è partita da Udine e che piano piano ha trovato anche, grazie all'aiuto di diversi coordinatori, la possibilità di estendersi sul piano nazionale. Diciamo che si tratta di un evento piccolo che ha un buon potenziale anche per il futuro e che sarà gradualmente orientato anche al coinvolgimento totale dei bambini. Dillo alle Pietre vuole essere anche una grande occasione per avvicinare tutti gli interessati alla protesta, una protesta silenziosa e pacifica, utilizzando appunto il canale dell'arte, cercando anche di avvicinarsi a quelle che sono le problematiche di tipo ambientale, sociale, di natura comunque apartitica. L'evento, per quanto riguarda appunto questo evento in particolare, siamo partiti a Udine, in piazza San Giacomo, abbiamo avuto la possibilità di coinvolgere diverse persone, sia attivamente che passivamente. Diciamo che gli artisti che hanno partecipato sono stati coordinati e chiamati dalla Pia Molina, che ringrazio personalmente, e devo anche ringraziare ovviamente tutti i coordinatori che hanno partecipato all'iniziativa da Udine a Palermo.